almeno dal punto di vista della qualità dell'elaborazione del pensiero ideologico e politica, decisamente molto importante per la storia del nostro paese. E aver tra l'altro prodotto anche delle figure politiche decisamente molto più importanti, affascinanti, forse anche competenti, non che sono spingono un giudizio che non è storiografico, superiore a quelle della Seconda Repubblica. Però detto questo, insomma, credo che sia opportuno partire e esaminare un pochino il percorso che ha fatto Bisaglia per arrivare poi ai ruoli a livello nazionale che è riuscito ad avere. Se partiamo